prigionieri italiani, speranze d'attesa per il cooperante veneziano Alberto Trentini, silenzio e tapparelle abbassate a casa dei genitori al Lido. La premier Meloni si è detta fiduciosa nella liberazione. L'omicidio del barman Sergiu Tarna mira indagini intorno al video di una ballerina, gelosie, droga, minacce, si cercano i complici del vigile urbano arrestato con la mamma del 25enne che chiede rispetto e verità. Il tentato femminicidio di Cavarzere con il marito che aveva tentato di dare fuoco alla moglie, lo conosco, non voleva, così agli inquirenti la donna salvata dal figlio che ha chiesto l'intervento del 112. Il presidente del Veneto Stefani presenta Generazione Casa, il piano regionale per il recupero di quasi 9.000 alloggi popolari sfitti, così da dare una risposta all'emergenza abitativa di molti veneti. Conigliano Mestre, partita in programma domenica allo stadio Soldan il 19 gennaio, ma la prefettura vieta la vendita dei biglietti ai veneziani dopo i disordini del derby di dicembre con il Treviso. La questura di Venezia ha salutato il questore Gaetano Bonaccorso da lunedì in servizio a Bologna. In occasione del saluto inaugurata la nuova sala operativa Interforze per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito dai titoli, sono ore di attesa, quelle che si stanno vivendo al Lido di Venezia, tra speranze ed attese per il cooperante Alberto Trentini, ancora detenuto in Venezuela. Ci colleghiamo quindi al telefono con il nostro Lorenzo Maier, che vedo in collegamento in diretta dal Lido. A te Lorenzo. Buonasera Marta, a te e ai nostri telespettatori. Sì, siamo alla sera di una giornata di attesa intensa, ma in cui fino ad ora non è arrivata la notizia più attesa, la liberazione di Alberto Trentini, anche se la Premier ha assicurato il massimo impegno. È un'attesa febbrile e sono giornate comunque importanti. Siamo in compagnia con Alessandro Scarpa Marta, delegato del sindaco Risoli, e Massimo Longo della municipalità, che ringraziamo qui da ore per stare vicino alla famiglia, per dare prova di vicinanza da parte delle istituzioni. Ma se sei d'accordo farei vedere il servizio sulla giornata di oggi. Se si suona il citofono a casa di Alberto Trentini risponde una voce gentile ma ferma, nulla da dire. Non sono certamente momenti facili per mamma Armanda Corusso e papà Ezio, come in realtà non lo sono mai stati da oltre un anno, dal 15 novembre 2024, quando il loro figlio, il cooperante veneziano, è stato arrestato in Venezuela, a Caracas. I genitori restano chiusi in casa, in via Paoluccio Anaferro a Città Giardino al Lido di Venezia, a fianco della chiesa di Sant'Antonio, in silenzio, trepida attesa e intensa preghiera. Il parroco Don Renato Mazzuia ha promesso che le campane suoneranno a festa quando Alberto verrà scarcerato. Ora che la liberazione appare più vicina, tutto sembra paradossalmente ancora difficile, un'atmosfera sospesa, la solidarietà dei vicini. In tanti speravano però nell'annuncio della liberazione di Alberto Trentini in occasione della conferenza stampa di inizio anno della Premier Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e dei giornalisti dell'Associazione Parlamentare. Invece la tanto attesa notizia non è ancora arrivata, ma la Premier ha assicurato massimo impegno e lavoro quotidiano per giungere alla liberazione di Alberto. Il governo italiano si occupa di questa vicenda quotidianamente da 400 giorni per quello che riguarda la vicenda di Alberto Trentini, ma come sappiamo Alberto Trentini non è l'unico italiano detenuto in Venezuela e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, che sono canali politici, che sono canali diplomatici, che sono canali di intelligence, e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio. Io ho parlato varie volte con la mamma di Alberto e chiaramente capisco il suo dolore e la sua difficoltà. È molto doloroso anche per me non riuscire a dare risposte nei tempi in cui vorrei darle. Io sono fiduciosa, voglio dire che considero il segnale dato dalla Presidente Delcy Rodriguez un segnale di grande valore. Quella su Trentini è stata la prima domanda d'apertura della conferenza stampa e riguarda altri detenuti italiani in Venezuela.
anche dall'ambasciatore italiano veneto Giovanni Umberto De Vito c'è massima attenzione e grande lavoro, e in una giornata che ha cambiato 1000 volte anche il meteo, prima vento gelido, poi una spruzzata di neve, pioggia e infine un raggio di sole, si continua a sperare. Allora si continua a sperare, soprattutto Marta si continua a lavorare, e chiediamo a Alessandro Scarpa Marta, che ha avuto modo di parlare con gli amici che hanno raccontato di una notte particolare. Sì, siamo qui da ore appunto davanti alla casa di Alberto Trentini, e parlando anche con gli amici appunto ci hanno confessato che questa notte non sono riusciti a chiudere occhio, quindi ore di attesa, di telefonate, di WhatsApp, un po' tutta l'Isola di Venezia e anche il Comune di Venezia, stiamo sperando appunto che arrivino buone notizie. Voglio anche fare un ringraziamento appunto agli amici, alla famiglia, ma anche a voi giornalisti per quello che fate, per le iniziative fatte non solo a Venezia ma in tutto il territorio del Veneto, queste iniziative insomma di sensibilizzazione, sperando che arrivi il più presto la buona notizia. Quindi un grazie di cuore a tutti voi. Ecco, oggi è quasi terminata la giornata, anche se lo ricordiamo che in Venezuela sono 6 ore in anticipo, per cui fino a tarda serata possono arrivare notizie importanti, e continuerà la mobilitazione e il sostegno anche nei prossimi giorni. Sì, sicuramente noi non molliamo, continuiamo, stiamo vicino alla famiglia, stiamo tutti uniti, forza, e lui è uno di noi. Ecco, poi vorrei anche dire che quei 2 prigionieri italiani che sono stati liberati hanno il doppio passaporto anche venezuelano, e dall'ambasciata invitano al silenzio e a far lavorare i contatti, perché non bisogna disperare, anzi i contatti sono molto intensi. Se sei d'accordo farei vedere il servizio realizzato dalla collega Edi Cariman su questa drammatica e vicenda che speriamo si apra alla speranza, e ti saluto e vi restituisco la linea. Detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo, vicino alla capitale del Venezuela, Caracas, i motivi dell'arresto di Alberto Trentini non sono mai stati realmente chiariti. Il cooperante umanitario 46enne del Lido di Venezia era arrivato a ottobre 2024 nel paese sudamericano per portare aiuto alla popolazione. Il 15 novembre, mentre da Caracas si spostava nel sud-ovest del Venezuela, viene fermato a un posto di blocco insieme all'autista che lo stava accompagnando. I funzionari del servizio amministrativo per l'identificazione, la migrazione e gli stranieri non spiegano le ragioni del gesto, lo prelevano e da allora è detenuto nel penitenziario nello stato di Miranda, a circa 30 km dalla capitale, imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Il caso scoppia a gennaio 2025, la famiglia e la politica chiedono un'interrogazione parlamentare al governo per chiarire la situazione. Nel frattempo del cooperante si perdono le tracce, i contatti sono difficili, la madre Armanda Colusso chiede alla stampa di non smettere di parlare di suo figlio, fare pressione mediatica affinché venga liberato. Iniziano i presidi, a metà gennaio la prima fiaccolata, poi il digiuno a staffetta. Dopo mesi di silenzio, Trentini ha potuto telefonare alla famiglia per la prima volta dopo più di 100 giorni di detenzione. 3 in tutto i contatti che il 46enne ha avuto con la famiglia, contatti avvenuti solo dopo pressioni diplomatiche e le visite da parte dell'ambasciatore italiano in carcere. Alberto Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre per riportarlo a casa. Ricordiamoci che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Critica alla famiglia e le associazioni che in questo tempo hanno denunciato la lentezza e la mancanza di trasparenza nella gestione del caso. Dal governo al ministro degli esteri Antonio Tajani, così come la premier Meloni, hanno riferito di essere sempre in contatto con le autorità competenti. A Venezia, città natale del cooperante, il patriarca si è espresso in 2 occasioni chiedendo la sua liberazione, la messa della salute e quella del Redentore. Voglio ricordare una persona che è privata della libertà da più di un anno, Alberto Trentini. Unanime la vicinanza del mondo politico e culturale del paese alla famiglia Trentini. Le manifestazioni per chiedere la sua liberazione sono state svolte in tutta Italia. Poco prima di Natale il presidente Mattarella ha telefonato personalmente alla madre per esprimere solidarietà e vicinanza, evidenziando la preoccupazione dello Stato italiano.
Ed ora l'omicidio di Sergiu Tarna, mentre gli investigatori continuano a cercare il complice, il vigile urbano quarantenne Riccardo Salvagno, presunto assassino, è stato trasferito in un altro carcere. Intanto emergono nuovi dettagli sulla sua personalità. Non ho avuto modo di vederlo né di sentirlo né ieri. Dubito anche oggi, perché immagino che non sarà ancora stato autorizzato ai colloqui, se no mi avrebbe contattato. Confido di sentirlo domani e certamente lo vedrò a inizio settimana. Mentre gli investigatori continuano a cercare il complice, il vigile quarantenne Riccardo Salvagno, presunto assassino di Sergiu Tarna, da Venezia è stato trasferito in un altro carcere, dove con tutta probabilità parlerà nuovamente col suo legale all'inizio della prossima settimana. Intanto continuano a emergere dettagli sulla sua vita e personalità, tra chi lo definisce una persona espansiva e socievole e chi a tratti paranoica, spesso vittima di supposizioni o congetture, racconta qualcuno, arrivando a scorgere complotti anche dove non c'erano. Aveva iniziato a lavorare nella polizia locale di Venezia nel 2022, dopo la mobilità per lo scambio con un collega. Arrivava da Padova, ma durante il Covid era stato sospeso per aver scelto di non vaccinarsi. In Laguna ha lavorato per un periodo nel settore casa, ma dopo aver manifestato alcuni problemi di relazione con la struttura in cui operava è stato spostato alla centrale operativa, dove aveva iniziato a utilizzare le telecamere della control room a scopi personali. Quindi era stato trasferito. La scorsa estate è andato in crisi, assentandosi per qualche tempo, e gli è stata ritirata temporaneamente la pistola d'ordinanza. Poi il reintegro. Ho appreso oggi, ascoltando una vostra intervista al comandante della polizia locale di Venezia, cosa che io non sapevo, che il Salvagno era stato progressivamente demansionato, evidentemente per delle situazioni che erano emerse. Aspetti che l'avvocato approfondirà insieme a quelli sulla personalità di Salvagno, senza escludere, qualora si rivelasse utile, la richiesta di un'eventuale perizia psichiatrica. Sono emerse delle criticità, ecco, uso questo termine un po' generico ma volutamente, delle criticità che evidentemente anche in forza di ciò che è stato reso pubblico, cioè questa intervista del comandante della polizia locale, meritano una valutazione più approfondita, quindi anche valutazioni tecniche specialistiche che possono eventualmente essere utili anche nella ricostruzione di un fatto. Galletti dichiara anche che il suo cliente non avrebbe confermato di aver sparato. Ha un ricordo vaghissimo di alcune fasi di questo incontro, ha dato una sua spiegazione, ha, ripeto, ricostruito la vicenda per come in questo momento lui di cui per questo momento ha un ricordo. È ovvio che mi appoggerò o riterrò necessario individuare un tecnico, un consulente a cui affidare una serie di quesiti funzionali eventualmente ad una successiva poi valutazione peritale, nel contraddittorio ovviamente con la procura. 5 giorni prima di premere il grilletto nel pomeriggio di Natale, Salvagno tempestava il cellulare di Tarna con messaggi minatori: preparati, ti darò la caccia. La notte seguente i due si erano affrontati in strada. I carabinieri hanno ricostruito giorni interi di litigi e insulti tra i due, e dietro al delitto potrebbe esserci anche altro, come il video compromettente in cui si vede Salvagno assieme a una cubista in un nightclub. Al momento l'accusa è di omicidio e in concorso con un complice. Ed intanto la mamma del giovane barman chiede verità e giustizia per il figlio. Mi rivolgo alla cronaca, ai giornalisti, a tutti i cittadini, chiedendo con rispetto la massima riservatezza e sensibilità di fronte al dolore per la tragedia che ci ha colpito. Fino a quando non saranno disponibili gli esiti e i risultati definitivi, confidiamo nella comprensione. Sono le toccanti parole che Adriana Burghelea, la mamma di Sergiu Tarna, il 25enne morto assassinato con un colpo di pistola alla tempia, ha affidato in un post pubblico a Facebook. Confida nella verità della giustizia per la morte di suo figlio. Non ho portato i miei figli in Italia per fargli trovare la morte. Prosegue in un dolore composto ma ricolmo di rabbia e risentimento davanti a una tragedia, dice, ancora senza un perché. Interrogato
Interrogativo la cui risposta potrebbe provenire dal video girato all'interno del nightclub di Tessera, frequentato sia dalla vittima che dal suo assassino. Ma qui è vietato girare dei video, ci dice il gestore del locale, da noi raggiunto al telefono. In queste ore si presenterà dai carabinieri per fornire la propria versione dei fatti. L'uomo riferisce che Riccardo Salvagno, indicato dalla procura come presunto killer, era un cliente del locale. A riconoscerlo sarebbe stato uno dei suoi barman, dopo aver visto la fotografia del vigile urbano diffusa dalla stampa. Sembrerebbe che l'agente della Municipale di Venezia si fosse invaghito di una delle ballerine e per questo mal sopportava che altri all'infuori di lui potessero prestare quell'attenzione o peggio che le stesse venissero date ad altri oltre a lui a causa della sua gelosia bramosa, ossessiva, che a tratti pare degenerasse in una vera e propria paranoia, raccontano gli amici. Risposte che potrebbero arrivare direttamente da casa dell'agente arrestato con l'accusa di omicidio, ma anche oggi il campanello di via Moranzani 43 a Malcontenta suona a vuoto. Ed ancora cronaca, torniamo a Cavarzare con la vicenda della donna alla quale il marito ha cercato di dare fuoco, marito fermato dal figlio 15enne. Bene, la donna non sembrerebbe intenzionata a sporgere denuncia. Non sembrerebbe intenzionata a sporgere denuncia nei confronti del marito, la donna che la sera del 1 gennaio a Cavarzere è stata cosparsa di benzina dall'uomo che voleva darle fuoco e si è fermato solo perché il figlio 15enne che stava assistendo alla scena è riuscito a togliergli di mano l'accendino e a chiamare i carabinieri, intervenuti poco dopo. La donna avrebbe anche firmato la documentazione necessaria affinché il marito, un 43enne albanese, possa tornare a casa. Lo conosco, avrebbe detto, non voleva farmi del male, aggiungendo che nell'ultimo periodo il 43enne sarebbe rimasto turbato dalla morte di suo padre, iniziando così a bere. E anche quella sera, infatti, era ubriaco. Gli inquirenti però stanno cercando di capire se il carburante utilizzato fosse in casa per eventuali usi domestici o se fosse stato comprato appositamente per dar fuoco alla donna. Un dettaglio utile da chiarire soprattutto per delineare l'eventuale premeditazione e agire di conseguenza. Ed ora il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, di Venezia durante le festività. Scoperti illeciti e commercio di prodotti non conformi alle normative di sicurezza. Oltre 8 quintali di prodotto ittico non conforme sequestrati dalla Guardia Costiera nel territorio della Direzione Marittima di Venezia durante le festività natalizie. I controlli rientrano nell'operazione nazionale FishNet condotta dal 4 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 lungo tutta la filiera della pesca. Complessivamente sono state effettuate 116 ispezioni tra mare e terra che hanno portato a 31 violazioni amministrative e 55.000 euro di sanzioni. Le irregolarità più frequenti hanno riguardato etichettature non corrette, carenze di tracciabilità e informazioni fuorvianti nei menù. Nei primi giorni di dicembre un intervento congiunto con l'azienda sanitaria dell'Alto Adige ha portato al sequestro di quasi 4 quintali di prodotto ittico congelato presso un grossista. La Capitaneria di Porto di Venezia ribadisce così l'impegno costante nella tutela del consumatore e nella sicurezza alimentare, soprattutto nei periodi di maggior consumo. Dopo i disordini avvenuti durante la partita Treviso-Mestre del 20 dicembre scorso, il prefetto di Treviso ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti in provincia di Venezia per l'incontro di serie di Conegliano-Mestre in programma domenica 18 gennaio allo stadio Soldani di Conegliano. Intanto fa discutere anche il divieto di trasferta per il Treviso a Vigasio, provvedimento che ha suscitato le critiche del capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, Claudio Borgia, che parla di eccessiva prudenza. Il presidente della Regione del Veneto Stefani presenta Generazione Casa, il piano regionale per il recupero di quasi 9.000 alloggi popolari sfitti. Sentiamo. Oggi oltre 8.800 immobili sono sfitti perché necessitano di manutenzione, di riqualificazione e di rigenerazione. Per affrontare questa sfida anche questa iniziativa
può aiutare a rendere il patrimonio immobiliare sostenibile e soprattutto ad aprire questa forma di social housing che può portare dei grandi benefici al nostro territorio. Dare un'abitazione a chi lavora ma non può permettersi affitti sul mercato privato e non rientra nelle graduatorie dell'edilizia pubblica. Con questo obiettivo e con quello parallelo di recuperare le risorse per mettere mano agli alloggi popolari sfitti, il presidente del Veneto Alberto Stefani ha presentato Generazione Casa, il piano regionale che si prefigge di trasformare l'emergenza abitativa in un'opportunità di sviluppo. 50 milioni di euro già destinati in una prima fase dalla Giunta al tema casa. Generazione Casa è un'iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità pubblica, sull'edilizia pubblica del nostro territorio, che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone che oggi non possono accedere a un immobile pubblico la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile. Parliamo di giovani, parliamo magari anche di soggetti più adulti ma che si prendono cura di un familiare, oppure possiamo pensare a determinate categorie di lavoratori. Non solo una scelta di equità, dice Stefani, ma anche una leva di sostenibilità per le ATER che contribuirà al processo di manutenzione del patrimonio abitativo e di recupero di quello esistente e abbandonato, così da invertire un trend doppiamente negativo, quello che vede l'aumento degli alloggi vuoti da una parte e della dipendenza da contributi regionali e statali di molti soggetti dall'altra. Per istituire il piano, ha già annunciato il presidente della regione, occorrerà svincolare una parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a oggi inutilizzati per dedicarla a specifiche categorie di veneti, attivando, ribadisce, una nuova forma di social housing. La Questura di Venezia ha salutato il questore Gaetano Bonaccorso, da lunedì in servizio a Bologna nel suo commiato. Il questore ha ringraziato personale e collaboratori per il lavoro svolto, definendo l'esperienza veneziana intensa e professionalmente arricchente. Bonaccorso ha ribadito il valore della fedeltà alla Polizia di Stato e del servizio alle istituzioni. In occasione del servizio ha anche inaugurato la nuova sala operativa interforze per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. La giornata si è conclusa con incontri istituzionali e la consegna delle medaglie al personale in quiescenza. Un appuntamento prima di salutarci: domani alle 20:45 nella palestra polivalente di San Vendemiano andrà in scena il River Gospel Mass che Antenna 3 trasmetterà in diretta alle 21. Iniziativa benefica a favore dell'Associazione del Territorio Costruisci un Sorriso, che si occupa di progetti benefici nell'Africa subsahariana. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.